Superata la quota minima del 45% fissata da Sparcasse per il successo dell'OPA lanciata su Civibank, raggiunto in anticipo l'obiettivo, i vertici di Bolzano, risposta chiara dagli azionisti. La merce è venduta nei negozi cinesi a buon mercato, ma rubarla può costare caro. 2 nomadi sono stati condannati dal Tribunale di Udine a 6 anni complessivi di carcere per aver sottratto una borsa da 40 euro. Oggi vertice operativo per la visita del Presidente Mattarella, che venerdì mattina sarà al Bearzi di Udine, atterrerà a Rivolto e si tratterà per 2 ore a scuola l'incontro privato con i genitori di Lorenzo Parelli. Il Friuli Collinare perde una delle sue memorie storiche, si è spento a 76 anni Narciso Varutti, ex sindaco di San Vito di Fagagna. Molti amministratori della zona sono entrati in politica grazie a lui. Possiamo concederci un piccolo calo fisico, ma dovremmo compensarlo con impegno mentale massimo, così Cioffi alla vigilia del recupero contro la Fiorentina. Al Franchi mi aspetto una bolgia, ha detto. Buonasera, ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Superata la quota minima del 45% fissata da Sparcasse per il successo dell'OPA. Lancia su Civibank. La Cassa di risparmio di Bolzano ha tenuto in anticipo l'obiettivo prefissato. I vertici di Sparcasse dicono risposta chiara dagli azionisti. Bianca per l'OPA di Sparcasse su Civibank, la Cassa di risparmio di Bolzano ha superato quota 45% del capitale sociale dell'Istituto Friulano, quota minima indicata per il successo dell'operazione. La Cassa di risparmio di Bolzano può ora contare sul 46,33% del capitale sociale. Al 17,09% che già deteneva prima del lancio dell'OPA si è aggiunto il 29,24% del totale delle azioni. Finora hanno aderito 1.845 azionisti, poco più del 13% rispetto ai 14.000. Le adesioni sono aumentate sempre di più, passando da una media di 62 al giorno nei primi 3 giorni di mercato ai 301 al giorno negli ultimi 3 giorni. Soddisfatti i vertici di Sparcasse per il presidente Gerhard Brandstetter, questa è una risposta chiara da parte di tanti azionisti che hanno considerato la proposta convincente. Dice: durante gli incontri della scorsa settimana a Moimacco e a Udine si sono gettate le basi per far comprendere al territorio la positività dell'operazione promossa dalla nostra banca, conclude. Il direttore generale Nicola Calabrò guarda già avanti: crediamo che entro la fine dell'OPA si supererà, insieme alle azioni Civibank già detenute da Sparcasse, il livello del 50%, conclude, e siamo pronti a una nuova fase di integrazione. I soci di Civibank possono ancora aderire all'OPA fino al prossimo 6 maggio. L'assemblea dei soci è convocata per il 29 aprile in prima convocazione e il 25 maggio in seconda. In lizza per il nuovo CDA ci sono 2 liste, una presentata da Sparcasse e l'altra dal Consiglio di amministrazione uscente. Ricerche in corso a Barcis per la scomparsa di una donna di 57 anni residente a Montereale Valcellina che da domenica manca da casa. Era uscita per un'escursione. Imponenti le forze, le tecnologie messe in campo per ritrovarla, ma per ora senza esito. Sono in corso a Barcis dalla scorsa notte le ricerche di una donna di 57 anni di Montereale Valcellina che non dà più sue notizie da domenica, giorno in cui era andata nella località montana per un'escursione. Allarmati nel non vederla rientrare, i familiari hanno denunciato la scomparsa ai carabinieri. Ieri e nella notte appunto sono scattate le operazioni di ricerca, in particolare lungo il sentiero del Dinte nella forra della Valcellina. Questa mattina è stata ritrovata l'auto della donna nella località Ponte Antoi, all'imbocco del sentiero naturalistico, laddove la cella telefonica è stata agganciata per l'ultima volta domenica alle 14. Sono state attivate tutte le forze a partire dai vigili del fuoco, presenti anche con i sommozzatori, il soccorso alpino della stazione di Maniago con tanto di cani molecolari, la protezione civile e la Guardia di Finanza. Per le ricerche si stanno impiegando tutti i mezzi e le tecnologie a disposizione, dall'impiego dei cani molecolari a quello dei droni, dall'analisi delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona alle ricognizioni passo a passo lungo i sentieri e l'immersione nel lago con l'impiego delle corde. A seguire le operazioni anche il sindaco di Barcis, Claudio Traina. Al momento non ci sono tracce della 57enne.
Scontro tra due tiri in A4 nel tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste. L'incidente si è verificato nel pomeriggio e ha visto un autotrasportatore essere soccorso e egli trasportato in ospedale in condizioni molto gravi. Dalle 16:15 è stato chiuso il tratto autostradale interessato in direzione Trieste, istituita quindi l'uscita obbligatoria di San Stino per chi proviene da Venezia e divieto di ingresso allo stesso casello per chi è diretto a Trieste. Sul posto la Polizia Stradale per i rilievi, il 118, Vigili del Fuoco e il personale di autovie e mezzi di soccorso meccanico. 4 adulti e un neonato sono stati trasportati in ospedale per accertamenti sanitari dopo uno scontro frontale che si è verificato questa mattina a Roveredo in Piano. L'incidente è avvenuto alle 9:30 alla strada provinciale 31 tra due autovetture. Sul posto intervenuti i sanitari del 118 e Vigili del Fuoco di Pordenone che hanno provveduto a mettere in sicurezza gli autoveicoli coinvolti. Per l'operazione di sicurezza è stato necessario chiudere il tratto della strada provinciale per circa un'ora e mezza. La merce venduta nei negozi cinesi a buon mercato, ma rubarla può costare molto salato. Lo hanno scoperto 2 nomadi condannati dal Tribunale di Udine. 6 anni di carcere per una borsa da 40 euro. Il Tribunale di Udine ha inflitto 3 anni di reclusione ciascuno a una coppia di nomadi, una donna di 22 anni residente a Maiano e un uomo di 21 anni residente a Bertiolo, riconosciuti colpevoli di rapina impropria nei confronti di un negozio gestito da cinesi. Il PM aveva chiesto 5 anni di carcere ciascuno. Tutto è accaduto nel settembre del 2018 nel centro commerciale Alpe Adria di Cassacco. La donna ha preso la borsa dagli espositori e se ne stava andando quando la moglie del commerciante l'ha vista dal bar di fronte, l'ha fermata e ha recuperato la refurtiva. Il condannato invece ha colpito con un pugno in bocca il figlio della cinese, intervenuto in aiuto della madre. In realtà, spiega il difensore del 21enne, l'avvocato Paolo Pastre di Treviso, il ragazzo cinese ha spinto il mio assistito facendolo cadere quando la borsa era già stata recuperata. Poi si è avventato nuovamente contro di lui e solo a quel punto è stato sferrato il pugno per legittima difesa. Scontato il ricorso in appello. Ed ora i dati della pandemia, oggi si registrano 253 nuovi contagi e nessun decesso. Nel dettaglio, su 1521 tamponi molecolari sono stati rilevati 58 nuovi contagi con una percentuale di positività del 3,81%, su 2053 test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 195 casi, 9,5%. Le persone ricoverate in terapia intensiva sono 6, mentre i pazienti ospedalizzati in reparti risultano essere 161. Le persone in isolamento sono 23.660. Lo sciopero proclamato per il 13 maggio per la sanità pordenonese resta confermato, anche se ci sono margini di trattativa. Questo quanto è emerso oggi dopo l'incontro tra tutti i sindacati e il vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, che proverà a mediare con l'azienda sanitaria del Friuli Occidentale per trovare una soluzione alle richieste delle parti sociali. Finché non ci sono modifiche concrete, il 13 di maggio rimane una data confermata dallo sciopero, però siamo, come dire, positivi in una soluzione che potrebbe scongiurare questa data dello sciopero. La soluzione che auspicano i sindacati della sanità pordenonese potrebbe arrivare dal vicepresidente della regione Riccardo Riccardi, con il quale le parti sociali, CGL, CISL, UIL, NURSIND, UGL, FSI, FIALS ed RSU aziendali hanno avuto un approfondito confronto sui temi spinosi sul piatto, in primis il mancato accordo sulle indennità di turno, ma anche i pagamenti per le vaccinazioni e i rapporti con l'azienda in genere. Da Riccardi arriva l'impegno a fare da mediatore dopo 2 conciliazioni a vuoto davanti al prefetto di Pordenone. Sono venuto ad ascoltare le ragioni dei sindacati. Ovviamente noi abbiamo poche energie dopo tutta la fatica della pandemia. Quelle energie vanno utilizzate in positivo, non devono essere utilizzate per conflitti, quindi io cercherò di comporre queste posizioni diverse che emergono. Poi io non sono un nemico di Polimeni, certo se mi facesse lavorare un po' meno a queste cose sarei contento anch'io. Intanto le decisioni saranno condivise con i lavoratori. Adesso inizieranno appunto le assemblee con i lavoratori e i lavoratori decideranno anche il futuro e nel frattempo ci auguriamo che arrivi l'accordo uguale a quello del 2021. Da qui al 13 maggio la situazione potrebbe cambiare, la trattativa riparte.
C'è un aggiornamento in riferimento alla notizia che vi abbiamo dato dello scontro tra due tir in A4. È stato riaperto poco fa il tratto tra San Stino di Livenza e Portogruaro in direzione Trieste e non ci sono più le code. In regione è aperta la campagna vaccinale contro la TBE, malattia trasmessa dal morso della zecca che in alcuni casi può portare anche alla morte. L'esperto Maurizio Ruscio consiglia la vaccinazione, soprattutto a chi frequenta abitualmente le campagne e i boschi. Perché è importante la vaccinazione contro la TBE? Soprattutto nel Triveneto. È un'infezione che è presente in gran numero nei paesi a noi vicino, la Slovenia, l'Austria, la Svizzera. Da noi dichiariamo 156 casi dal 2017 fino al 2020, quindi nell'ambito nazionale è meno frequente rispetto a questi paesi contermini. Qual è il problema? Che è prevalentemente localizzata nel Triveneto. L'area più interessata nella nostra regione è la Val Canale, la montagna del Pordenonese e in alcune aree anche della Carnia. Quindi dalla zona collinare in su? Dalla zona collinare in su, senza voler promuovere una vaccinazione di massa, il consiglio è di vaccinarsi se si ha abitudine a frequentare le aree in particolare boschive, se si va a fare sport all'aperto, insomma se si frequenta con una certa assiduità queste zone. Vanno comunque preservate le categorie dove c'è maggiore rischio, cioè i cacciatori, i pescatori, quelli che vivono dalla pedemontana in su. Devo dire che io ho più volte fatto operazioni di dissuasione, passatemi il termine, perché volevano vaccinarsi persone dove la malattia non è segnalata, quindi non aveva nessun significato. Mi sembra che l'ipotesi di chiusura del gas russo non sia qualcosa di imminente. Sicuramente il governo italiano sta lavorando per avere nuove fonti di approvvigionamento, in particolar modo visto delle missioni fatte dal Presidente del Consiglio Mario Draghi per nuovi accordi di collaborazione con paesi produttori di gas. È chiaro che noi dobbiamo lavorare sulla parte infrastrutturale, a dirlo il Presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni Massimiliano Federica a margine di un incontro oggi a Trieste. Oggi vertice operativo per la visita del Presidente Mattarella che venerdì mattina sarà al Bearzi di Udine. Atterrerà a Rivolto, si tratterrà per 2 ore a scuola l'incontro privato con i genitori di Lorenzo Parelli, domani sopralluogo del cerimoniale del Quirinale. Udine si prepara ad accogliere il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che venerdì sarà all'Istituto Bearzi di Udine per ricordare Lorenzo Parelli, lo studente 18enne, vittima di un infortunio in azienda nell'ultimo giorno di tirocinio. Questa mattina si è svolta una riunione operativa in città con il prefetto Massimo Marchesiello, le forze dell'ordine e in particolare gli specialisti della polizia. Per il comune è intervenuto l'assessore alla sicurezza Alessandro Ciani. Il programma della visita è ancora in fase di elaborazione, così come da definire è l'orario d'arrivo del Capo dello Stato, la cui visita in Friuli dovrebbe durare un paio d'ore al massimo. Mattarella dovrebbe arrivare a metà mattinata, tra le 10:30 e le 11, atterrerà all'aeroporto di Rivolto e da qui raggiungerà l'Istituto Salesiano. Il momento centrale della visita sarà l'incontro riservato e privato tra il Presidente della Repubblica e i genitori del giovane di Castions di Strada. Mai più tragedie come quella del giovane Lorenzo Parelli, entrato in fabbrica per un progetto scuola-lavoro, disse Mattarella lo scorso 3 febbraio durante il suo discorso di insediamento per il secondo mandato da Presidente della Repubblica. Lo scorso 8 aprile era poi arrivato l'annuncio della visita al Bearzi da parte del direttore Don Lorenzo Teston e della preside Lucia Radicchi, dopo una telefonata giunta dal Quirinale. Una chiamata è arrivata anche ai genitori di Lorenzo. Abbiamo ricevuto la telefonata del Quirinale. Il nostro dolore è immutato, aveva detto quel giorno mamma Maria Elena, ma desideriamo tenere alta l'attenzione su ciò che è successo per garantire la sicurezza mancata. Mattarella venerdì incontrerà anche le autorità regionali. Domani è previsto un primo sopralluogo da parte del cerimoniale del Quirinale. Giovedì dovrebbe esserne programmato un secondo. Solo allora si conosceranno i dettagli della visita. Il Friuli Collinare perde una delle sue memorie storiche. Si è spento a 76 anni Narcisio Varuti, ex sindaco di San Vito di Fagagna. Grazie a lui molte persone della zona si sono avvicinate alla politica.
Lutto a San Vito di Fagagna per la morte di Narciso Varutti, oggi consigliere comunale ed ex sindaco dal 1995 al 2004. La notizia della scomparsa di Varutti, che aveva compiuto 76 anni a febbraio, è girata immediatamente nella zona collinare, dove era molto conosciuto per il suo impegno in politica e nel sociale. Così lo ricorda l'attuale sindaco di San Vito di Fagagna, Michele Fabbro, una memoria storica del territorio, una persona appassionata del suo lavoro con un carattere determinato e combattivo. Mi ha saputo insegnare l'amore verso il territorio e la passione verso la politica, visto che la mia carriera è iniziata con lui nel 1995 con il suo primo mandato da sindaco. Una passione che è riuscito a trasmettere a diverse generazioni, come nel caso del consigliere regionale di Fratelli d'Italia Leonardo Barberio, il quale in un post ricorda che deve a Ciso la sua scelta ad entrare in politica. Da anni era consigliere provinciale dell'ANA, da qualche giorno era rientrato a casa dopo un ricovero in ospedale e sembrava che le sue condizioni di salute fossero in miglioramento, tant'è che si stava organizzando per partecipare al raduno degli alpini previsto per l'8 maggio. Di lui si ricordano anche le partecipazioni alle gare dell'Accademia del Peperoncino di Udine, della quale era uno dei più fedeli frequentatori. Narciso Varutti lascia la moglie, infermiera in pensione, e 3 figli, 2 maschi e una femmina, uno dei quali lavora nello stesso settore del padre, che aveva un'attività agricola. La Regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato oggi i collegamenti che saranno attivi per l'estate, con il ritorno dell'aliscafo per l'Istria e ampio spazio alle biciclette. In treno a Graz, Lubiana, Vienna, in aliscafo fino a Lussino oppure fino a Parenzo in pullman. La Regione Friuli-Venezia Giulia con l'assessore ai trasporti Graziano Pizzimenti ha presentato il pacchetto della mobilità sostenibile per favorire lo sviluppo anche in ambito turistico. Tutti questi collegamenti, questi mezzi hanno la possibilità di portare al loro interno le biciclette, quindi anche una mobilità lenta che viene così portata a compimento quello che è la volontà della Regione, quello di far godere del panorama e delle bellezze di Friuli Venezia Giulia. Investimento complessivo è di 6 milioni di euro, come detto è stato confermato il Micotra organizzato da Ferrovia Udine Cividale con OBB che collega Udine e Villacco e nel fine settimana si allunga fino a Trieste. Nel 2019 sono stati oltre 100.000 passeggeri, mentre nel 2021, per ovvi motivi, sono stati 76.000. Confermati anche il collegamento diretto Trieste-Vienna con soste a Graz e Lubiana, attivato un anno fa con 25.000 passeggeri, mentre sarà questo 2022 il primo anno del collegamento via pullman, grazie all'MT Tolmezzo, da Trieste a Parenzo. Infine, quest'anno tornerà l'aliscafo della Liberty Lines che collegherà Trieste con l'Istria e tappe a Pirano, Parenzo, Rovigno e poi fino a Lussimpiccolo. Attivato nel 2018, ha avuto sempre più successo fino allo stop causa Covid. È stata siglata la lettera di intenti per promuovere la costituzione del distretto del commercio Tresemane. Coinvolge istituzioni, operatori economici, comuni interessati sono Tavagnacco, Reana del Roiale, Tricesimo e Cassacco. L'unione tra istituzioni e mondo produttivo può aprire la strada al rilancio economico e contribuire alla rigenerazione dei centri locali e delle aree urbane a vocazione commerciale. Parte da questi presupposti la sigla della lettera di intenti per la costituzione del distretto Tresemane, che coinvolge, oltre alla Regione, Camera di Commercio di Pordenone e Udine, Confcommercio e i comuni di Tavagnacco, Reana del Roiale, Tricesimo e Cassacco, ognuno dei quali presenta delle proprie particolarità sia dal punto di vista territoriale che da quello delle attività commerciali e produttive. Mettere insieme la volontà di avere progettualità e mai in un momento come questo molto difficile e complesso bisogna far sì che questa forza che già singolarmente viene espressa dai singoli imprenditori trovi un suo moltiplicatore unendo tutto un asse, ripeto, che è fondamentale per l'economia della nostra regione. L'unione di intenti, al di là delle differenze, oggi è realtà dopo anni di vari tentativi e di pourparlers. Noi abbiamo ereditato questa progettualità, insomma, da chi ci ha preceduto, e anche il sentire gli imprenditori vicini, il sentire gli imprenditori creativi, innovativi, per noi è stato uno sprone fondamentale. Infrastrutture, digitalizzazione e sicurezza sono condizioni fondamentali per sostenere il progetto. Questa è un'area indubbiamente necessita di un restyling e soprattutto necessita di una condivisione, creare proprio quella squadra che con questa lettera di intenti si è creata.
Dare vita a un processo di riconoscimento IGP o DOP per l'asparago bianco friulano in modo da rendere riconoscibile sul mercato questo prodotto di eccellenza e garantire un valore aggiunto per i produttori, una maggiore trasparenza e tutela per i consumatori. Lo chiede il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Mauro Capozzella, che presenterà un'interrogazione per conoscere le eventuali iniziative della Giunta regionale in questo senso. L'asparago bianco friulano è una coltivazione di pregio apprezzata dai consumatori italiani, ma anche da quelli austriaci, tedeschi, sottolinea Capozzella. Nelle ex province di Gorizia, Udine e Pordenone esistono zone particolarmente vocate alla produzione di questo ortaggio. L'esponente dei 5 Stelle evidenzia come in regione non manchino eventi e sagre per promuovere e valorizzare questa eccellenza friulana, ma afferma si tratta di iniziative slegate fra di loro e portate avanti soltanto grazie all'impegno di comitati e volontari. In Veneto invece sono operanti da tempo consorzi di tutela e promozione che sarebbe opportuno attivare anche in Friuli e Venezia Giulia. Un cucciolo di volpe è stato sottratto alla morte nel primo pomeriggio di oggi a Maletto di Tomba. A salvarlo sono stati i suoi disperati guaiti che hanno attirato l'attenzione di un passante. Dopo l'allarme, verso le 14 sul posto sono tenuti vigili del fuoco del distaccamento di Cividale del Friuli che hanno trovato la volpe ormai stremata mentre tentava di rimanere a galla all'interno di un vascone per la raccolta delle acque reflue presenti nella zona del depuratore. Dopo il recupero, l'insolito soccorso si è concluso con la consegna della bestiola al centro di recupero fauna di Campoformido. Sono 300 i ragazzi coinvolti nella 51esima edizione del Palio Teatrale Studentesco di Udine. Si torna in presenza al Palamostre e si parte il 2 maggio, nel ricordo di Angela Felice. Torna dal 2 al 24 maggio nella sede storica del Palamostre di Udine e di nuovo in presenza dopo 2 anni di pandemia il Palio Teatrale Studentesco Città di Udine. Sono 21 i gruppi iscritti, 300 gli studenti coinvolti. Per i 51 anni abbiamo detto bisogna assolutamente tornare al Palamostre. Un luogo che per molti dei ragazzi non hanno mai visto. Molti ragazzi si immaginano il teatro ma poi in realtà quando arrivano sono spaesati. Quello che facciamo col Palio è fare in modo che il teatro diventa una casa o un luogo familiare dove trascorrere il tempo in modo creativo, in modo culturalmente intenso, in modo anche socialmente intenso. Il 2 maggio si partirà con un ricordo di Angela Felice, una mostra allestita al piano rialzato del foyer del Palamostre. A partire sempre dal 2 maggio racconterà i 50 anni del Palio. E il 2 maggio è proprio l'anniversario della morte di Angela Felice, che per anni è stata la direttrice artistica del Palio e che ha, diciamo, cresciuto la gran parte dei coordinatori teatrali. Il 2 maggio era già la data stabilita per l'inaugurazione della mostra curata da Liliana Carnielutti, che ripercorre soprattutto i primi anni del Palio e gli ultimi. L'edizione 2022 di E-Storia porterà a Gorizia circa 200 ospiti. Il festival è stato presentato questa mattina e per il 3° anno di fila non si svolgerà sotto i tendoni dei giardini pubblici di Corso Verdi. Gorizia torna ad accogliere E-Storia, il Festival internazionale della storia, che quest'anno festeggia i 18 anni. La Kermesse, che nel 2021 si era trasferita momentaneamente in Parco Basaglia, torna quindi in centro città, ma non sotto le tradizionali tende ai giardini pubblici. Il festival sarà legato al tema fascismi attraverso le numerose sfumature dell'ideologia e della violenza del Novecento. Il tutto dal 27 al 29 maggio. Molti gli ospiti attesi, oltre 200, tra cui Vittorio Sgarbi e il premio E-Storia 2022 Emilio Gentile. Sarà un grande evento culturale nazionale. Temi assodati così come nuovi faranno sì che il festival diventi un punto di riferimento all'interno di tutto il dibattito storiografico di quest'anno all'interno del tema del fascismo e dei fascismi. La resurrezione del Cristo di Jacopo Tomadini potrà essere eseguita in tutto il mondo grazie a un certosino lavoro di recupero e di ricostruzione degli spartiti originali. L'opera sarà presentata in anteprima a Codropio e a Udine.
L'ultima esecuzione della Resurrezione del Cristo di Jacopo Tomadini risale al 1977 al Teatro alla Scala di Milano in occasione di una raccolta fondi a sostegno delle popolazioni terremotate del Friuli. Ora l'opera del principale compositore friulano dell'Ottocento, apprezzata anche da Franz Liszt, è stata recuperata e sarà riproposta dal coro Santa Sabide di Codroipo dall'Orchestra Giovanile Filarmonici Friulani il 30 aprile nel Duomo di Codroipo, il 1 maggio nella chiesa di San Pietro Martire a Udine. Il lungo lavoro di recupero consentirà di mettere a disposizione di tutti i nuovi materiali di studio per future esecuzioni. Non esisteva del materiale orchestrale per poterla eseguire. Parlo banalmente di partiture, di parti orchestrali per gli strumenti, tutta una serie di lavori editoriali sostanzialmente che per eseguire della musica sono necessari, che per quest'opera non c'erano. È stato necessario riprendere il manoscritto originale che è conservato attualmente a Milano all'Archivio Ricordi, confrontarlo con un'edizione del 1800 che è l'unica sopravvissuta e quindi siamo riusciti alla fine a ottenere una nuova edizione, quindi una nuova partitura orchestrale di questo lavoro che è stata appena pubblicata. Quindi adesso quest'opera è a disposizione di cori e orchestre in tutto il mondo per l'esecuzione, quindi abbiamo anche dato la possibilità ad altri di riprendere questo lavoro. Ed ora andiamo al Teatro della Corte di Osoppo per lo spettacolo della stagione della prosa di Anatema Teatro Il Grigio. Il regista ed attore Salvatore Della Villa ha riportato in scena Il Grigio, il più importante lavoro in prosa che Giorgio Gaber e Sandro Luporini presentarono per la prima volta nel 1988. A proporre al pubblico regionale un testo ancora oggi rappresentato per la forza ed attualità delle sue riflessioni è stata la compagnia Anatema Teatro, che eccezionalmente ha ospitato la messa in scena al Teatro della Corte di Osoppo quale tappa della propria stagione spettacoli. Il Grigio è la storia di un uomo che si ritira in campagna per stare tranquillo, afflitto più da problemi personali che sociali. La sua desiderata solitudine per riflettere, ritrovarsi, rimettere un po' a posto le cose e volontà di lasciarsi alle spalle la quotidianità di una vita banale, intrisa di ipocrisia, volgarità, un matrimonio non riuscito, un'amante delusa e l'estraneità di un figlio, è però disturbata da un piccolo animale, un topo che sarebbe poi il Grigio, diventato l'elemento scatenante dei suoi incubi e di un inesorabile quanto ironico flusso di coscienza. Tra poco le notizie sportive, dove in primo piano si parlerà dell'Udinese alla vigilia della sfida del recupero contro la Fiorentina. A parlare il tecnico Cioffi. Possiamo concederci un piccolo calo fisico, ma dovremo compensarlo con un impegno mentale massimo e Alfranchi, lui, il tecnico, si aspetta una bolgia. Ci vediamo tra poco, ci sarà Sport FVG con Marco Pasquariello. Noi vi ringraziamo per l'attenzione e vi auguriamo una buona serata.